Bella ragazza, te lo comandante veneziano, Fioi. Allora, dopo la brutta sconfitta col Valencia in Coppa, dobbiamo riprendere il cammino. Adesso faremo a sbrega, come si suol dire in veneziano. Comunque, ehm, registreremo parecchi video di Football Manager, poi con il nuovo Football Manager ci saranno importanti novità, nel senso che per la prima volta partiremo con un club, ehm, cioè senza un club e quindi in attesa di chiamata, e ci sarà veramente un cambiamento radicale della serie dove diciamo, io lo sapete, su YouTube che non è facile portare, diciamo, sto gioco, cerco di compensare bene il, il tutto tra divertimento e realismo. Qua invece nella prossima serie vorrò portare solo realismo e poi ci sarà anche una sorpresa, però non voglio aggiungere niente. Allora, le partite, andiamo sul calendario. Noi veniamo dalla brutta sconfitta all'ultimo secondo proprio contro il Valencia, che ci ha segnato il nostro ex giocatore anche, mi sembra, oltretutto. Vediamo un attimo. È proprio Luca Salario, infatti ma lo sapevo, vabbè, e devo mettere anche le maglie, vabbè. In Bundes siamo quarti con una vittoria e un pareggio. Adesso abbiamo l'Ipsia, squadra non facile, che però è partita con una vittoria e una sconfitta. Scelta insomma da sola, nel senso che voglio anche puntare su giocatori che finora hanno giocato poco, ho fatto un turnover non proprio importante, quindi ho messo De Donker e Arthur a centrocampo, Jedval in difesa, ho lasciato Lukaku e nel secondo tempo sicuramente ci sarà spazio per Forsberg e Kluivert, perché so che la Champions League devo assolutamente far giocare tutti. Dai raga, partita non facile ma possiamo fare bene. Qua ci ha dato lo scudetto questa vittoria l'altro anno con un perentorio 4-1 mi sembra. Vai Casperone, Dolberg, vede Leone, subito lunga. Vai ragazzi, dai. Cross di Leo Bailey, Julian, miracolo purtroppo del portiere lipsiano. Si è partiti forte però Arthur, Bender, De Donker, vai Dedon. Qua recupera bene il Lipsia. Diciamo che il doppio impegno con una squadra comunque non super incredibilmente lunga non è facile. Abbiamo vinto il campionato veramente grazie anche alle svarioni del Bayern. Dolberg, no! Siamo stati abbastanza fortunati l'anno scorso, vinto anche la Supercoppa di Germania, quindi insomma i nostri obiettivi li abbiamo raggiunti. Werner, attenzione, l'essenza di Timo, Heller porta in vantaggio l'Ipsia. Ragazzi, dopo un inizio scoppiettante siamo un po' in difficoltà. È già finito il progetto Leverkusen. Non siamo partiti male, ma alla fine ci ha punito il Lipsia. Attenzione, no, ancora sti errori, no, però occhio Werner, Timo, mamma mia. Comunque ragazzi ho deciso di fare una cosa, ossia di non avere diciamo prelazioni su giocatori che hanno lo staff preferito. Veneziano, gol di Bailey. Perché comunque ho visto le cifre di giocatori, Dolberg, Bailey, questa gente qua, sono già le stelle, quindi devo essere io bravo a comprarli ragazzi. Non posso spendere la cifra che chiedono perché già Dolberg vale sui 50 milioni, circa 50 no, però quasi. Bisogna vedere quanti soldi avrà la squadra dove vado, quindi non sarà prelazione di niente. Penso che o faccio un altro anno a Leverkusen questo e forse un altro, ma solo se vinco qualcosa a livello europeo, che la vedo abbastanza dura. Dolberg, bravissimo Dolberg per Julian, Leverkusen sontuoso adesso, ti prego non sbagliarla. Un vogo, cioè ce la para un vogo. Vai. Leon. Julian. Bender. Arthur. Di non care. Casperone, grande Casperone, Leon, no, primo tempo che stiamo migliorando però sempre 1-1, forse meritiamo qualcosa di più, ma il risultato parla chiaro. C'è bisogno di far giocare tutti ragazzi, devo fare più cambi perché io sarei
Turnover io non lo amo molto, però Bailey, attenzione Bailey, palla in mezzo, gol della merda, no! Gol Bailey, doppietta di Leone, grande Leone. E grande anche De Don't Care. La ribaltiamo, cazzo. Ok. Adesso tra poco, insomma, non è che possiamo fare proprio i cambi così alla cazzo, non siamo su FIFA. Però il solo obiettivo è quello di mettere Kluivert e Forsberg per dare minutaggio. Attenzione Kasper, mamma mia, oggi Kasper è inguardabile. Però che secondo tempo, raga. Cioè che più che altro che rimonta. Siamo ancora nel 47esimo, nel testa di zitto, come che porti sfighe. Occhio, bravo a buona scelta. Aia, gol. Mamma mia. Mamma mia. Non è facile, ragazzi. Lipsia, soprattutto a Lipsia, non è certo una squadra scarsa. Werner, Bruma, bravo Bender, Dolberghino. Ok, vai, ma la bella oggi è satanato. Arthur! Bravo, primo cambio. Entra Justin Kluivert, esce Julian Brandt. Ha fatto abbastanza cagare oggi. Bailey. Bender vede Kluivertone, boom! Grande assist di Kluivert e Kasper Dolberg la insacca davvero campione. Forsberg per Bailey. Lo diamoli perché se lo mettono Arthur. E andiamo con l'ultimo cambio. Einstein per Dolberg, anche lui deve giocare, ragazzi. Il nostro Albert Einstein, anche lui ragazzo prodigio, che però di prodigi ne abbiamo visti pochi. Aia Werner, Timo, mamma mia che palla dell'essenza di Timo. Il Bayern Monaco, cioè, ha preso una partita in meno, però il Bayern non sta facendo per niente bene. Attenzione, pareggio del Francoforte. Siamo primi in questo istante. Geronker, Arthur, Einstein, Emil Forsberg, Arthur, Kluivert, forse fuori gioco, no. Justin non è Kluivert, fa 4-1. Leverkusen che ancora massacra il Lipsia, ragazzi. Werner ci ha provato in tutti i modi, ma mi vuole troppo bene, è un giocatore comundiano. Peccato la sconfitta in Champions, che è un po', insomma, complicato il girone, ma lo possiamo passare. Però mi ha dato fastidio perdere così subito. Heller, Werner, la insacca, grandissimo gol dell'essenza di Timo. Lipsia 2, Leverkusen 4, ma comunque la vittoria è nostra. Questo secondo anno dopo la vittoria della Bundes, prima vittoria per il Leverkusen nella sua storia. Occhio, mamma mia. Fisca, lo teniamo a casa, grande vittoria. Ben fatto, ragazzi. Ben fatto, possiamo... è da lodare assolutamente Leon. Allora, ok,
Perfetto. Vai raga, siamo contro l'Hoffenheim, l'altra settimana abbiamo fatto come si dice, una piccola schermaglia con l'allenatore dell'Ipsia, mi ha detto che è un coglione e basta. Teniamo la squadra di Lipsia solo con Kluivert al posto di Brand, perché io dopo insomma tra poco c'è lo Shakhtar e non voglio fallire quella partita, quindi stiamo parlando di condizioni anche altri giocatori. Comunque abbiamo una rosa buona, non da Champions chiaramente, ma la vittoria, ma da un buon piazzamento bene e subito, mamma mia. Grande Leon. Non so, quando comincio a commentare la tossetta come indiana arriva. Dai fiori. Il Colonia contro lo Stoccarda, il Colonia è secondo, cioè il primo come, in realtà siamo tutte là. Ancora già, perché partita un po' così alla Baia Arena. Attenzione, qua Leno fa un qualcosa che va al di là. Comincia la pioggia scandalosa a Leverkusen. Zuber, bel tiro di Zuber che finisce fuori dallo specchio. 28 minuti, Leverkusen 0, Hoffenheim 0. Bravissimo Kasper contro tutti, Dolberg contro tutti, Dolberg! Non ci credo, no. Qua si vede la gioventù, questo è un errore che non mi può fare. Brutto errore di Dolberg, speriamo di non pagarla. Alto Fosburg 2, Dortmund 1. Vai Donker, bravo Dedon, per Kluivert. Vai Justinone. Justin si invola. Bender. Dolberg e ancora errore di Kasper. Comunque Einstein si è infortunato per 5 settimane durante l'allenamento per pre-gara. Quindi siamo come al solito con un attaccante. Dopo la maledizione continua. Kluivert, Arthur. Kluivert. Dolberg ancora fuori. Diciamo che lo scudetto comunque l'abbiamo vinto, la Bundes, quindi quest'anno ci tengo a fare bene in Europa. Non vincere ma far bene. Siamo stati sfortunati finora, dai che possiamo farcela. Bravo, dai Leon. Beh ragazzi, bisogna attaccare, bisogna vincere, cazzo, in caso con l'Hoffenheim. L'Hoffenheim è 12esima con 4 punticini. E un punto lo sta facendo con adesso. Bravo Redonker. Redonker vede Kasper che è un po' solo, anzi è molto solo. Dolbe non può farlo da solo e infatti. Tattiche. Mettiamo Zielinski che finora è stato un autentico fenomeno. Ha giocato benissimo finora. Forsberg per un Bele oggi che non mi ha convinto, ma sono giovani. L'ultimo cambio lo teniamo per la fine. Adesso scommettiamo che segna Bele adesso. Vai, attenzione Kasper! No, ancora in curva Kasper. Domando di più. Ultimo cambio, mettiamo Julian per Kluivert. E proviamo il tutto per tutto, che 0-0 misero, mamma mia. Leno. E siamo quelli dell'ultimo minuto noi. Bender. Vai Julian, eccolo qua. Julian. Dolberg! Sempre Kasper! Al 90esimo. Ma che si è inventato Julian però ragazzi. Questi sono 3 punti pesanti. Si arrivano. Grande Julian, indovinato il cambio. Julian cambia tutto per Forsberg. Forsberg vede Lukaku. Vai Jordan, vai Michael Jordan, Lukaku! E in un minuto Dolberg sentenzia l'Hoffenheim.
Occhio, occhio. Julian Dolber. Ah, ma se tripletta in 3 minuti, ciao. Arthur. Bravi ragazzi, stiamo giocando come voglio, grande 2-0. Tutto il 90esimo, Fiori. Molto bene, molto bene. Siamo al comando insieme all'Augusta. Dolberg, ragazzi. Casper Dolberg. Ok. Perfetto. Raga, siamo contro il Gladbach al Borussia Park. E, insomma, gioca Forsberg dal primo minuto, poi ho messo il centrocampo titolare perché se giochiamo contro lo Shakhtar erano molto stanchi di Donker e Arthur, purtroppo hanno tenuta un po' così. Vendele Vitinho, Megair torna titolare. Voglio una vittoria, qua la pretendo un po', sono un po' stronzo, però devo far vedere il mio essere comandiano che comunque gioca meglio d'offensivo. Purtroppo Dolberg deve fare straordinari. Proveremo a toglierlo nella ripresa, mettiamo un falso 9, scegliamo chi mettere. Attenzione. C'è Kramer, so cazzi quando c'è Kramer, Max. Aia, bravo ta. C'è ancora il Gladbach. Grifo, Kramer, Johnson. Grande Vitigno. Il nostro Vitigno, fu comprato per un cazzo e sta rivelando il fenomeno del Baltico. Zenischi. Bender. Simeone. Ammazza. Comunque il Milan ha preso anche Benzema. Milan scatenassimo a Benzema. Mi è piaciuto a Benzema. Lui è un gran giocatore. Ha preso le strength e sta dominando il centrocampo, raga, bravo Forsberg. Vai Wendel. Va Wendel però la crossa proprio benissimo. E recupera Simeone. Johnson. Julian. Bender, Brand. Simeone, bruttissimo buco, mamma mia, graziati. Oh, Augusta Schofield. Julian, Zielinski, Bender, Brand, Zielinski. Per Vitigno, vai Vitigno, mettila in mezzo e ancora lui, sempre lui, Casper Dolberg. Allenarlo sulla freddezza è stata una cosa buona, ci sta. Che cross di Vitigno, ragazzi. Julian, Zielinski, ancora per Dolberg. Assist osceno di Zielinski, bravo. Illegale in 99. Sta. Bravi ragazzi, bravi, così vi voglio. Ho paura che nel prossimo Football Manager non sarà così Dolberg, visto che purtroppo l'infortunio l'ha un po' inchiappettato. Mettiamo Kluivert qua, non è il suo ruolo, lo sappiamo, ma deve riposare Dolberg. Purtroppo Albert Einstein si è rotto per l'ennesima volta. Comunque l'Augusta non molla, Grifo. Occhio, bravo. No, me la dà proprio là. Vai Kluivert, bravissimo Kluivert, vedevo il Julian. Il piccolo Julian, il bel Julian, il belloccio stupido. Vai, guarda Julian.
Zielinski, Bender, Clive, mamma mia che da falso 9. Siamo una macchina perfetta in questo momento. Vedono che entra per un Zielinski che lo dobbiamo preservare perché è veramente una bestia. E Arthur. Togliamo l'Ars però. Facciamo così. E Arthur qua. Ok Beppe, Occio, Simeone. Leverkusen magistrale per adesso. Simeone, mamma mia che miracolo di Leno. Veramente soprattutto per tutto Gladbach, Johnson. Bravo Wender. Hazard, quello scarso, il suo fratello. Johnson, quello taroccato. Max. Ok. Dai, chiudiamo, andiamo a casa. L'Augusta purtroppo vince. Sempre 1-0 gol di Trezeguet, ma non David. Bundesliga strana con il Bayern Monaco che non fa la voce grossa, che è pazzesco, cioè. Simeone. Mamma mia. Dai, chiudiamo con un buon clean sheet. Che c'è la Champions League, la UEFA Champions. Forsberg non sta facendo grandi cose, per carità è un ruolo che non è proprio il suo, però cioè è il suo, ma deve più trequartista. Buona vittoria comunque. Ancora Dolber, devo elogiarlo fino veramente alla fine. Un Casper sontuoso. E adesso si va in casa contro lo Shakhtar Donetsk. Ragazzi, partita fondamentale la Bay Arena, più viginoso. E anche Vitinho si è infortunato 4 settimane, quindi fuori Eksten e Vitinho per 4 settimane. Allora, sconfitta col Valencia. Voglio questa vittoria. Siamo i favoriti, dimostriamolo. Anche se la Champions è tutta un'altra cosa, Serna. Dai raga, dai. Perdere questo dovrebbe dire quasi certamente eliminazione dalla Champions, ve lo dico. No, Bernard. Dio Christensen, no. Inizio non facile. Dopo c'è la Steaua che è un po' insomma la Cenerentola teoricamente, che devo fare 6 punti là per forza. Non ci sono né santi e né madonne, attenzione. No, gol. Subito mi incazzo e devo fare così perché scioccante Champions League dell'Leverkusen. Non troppo giovani forse, non siamo pronti. Spero di sbagliare bene subito. Bene, risponde. Silenzio. La sentenza leononiana. Primo gol in Champions. E adesso cazzo andiamo a vincere, dobbiamo vincere a tutti i fottutissimi costi. Bravo Bailey, Dolberg vede Brand, Julian, Leone Dolberg, boom! La premiata ditta, Dolberg Bailey, well.
Bravi ragazzi, subito. Bella risposta Zelinski. Ismaili, giocatore curioso. Occhio Mike Tyson. Bravo Leno. Dolberg, spondona di Dolberg per Bender. Zielinski. Sven. Beley. Dolbergone. Brand. Fuori gioco. Forse fuori gioco. E invece no. Grandissimo Eric, sembrava fuori gioco. E Beley piazza il 3-1. Cioè, più gol riusciamo a fare meglio è. Ragazzi, che emozione però. Se Leverkusen mi emoziona, sti giorni sono una roba. Tutti veloci, cazzo. Che mix. E guarda che giocano come voglio io. Palla a terra e dominare. Dolberg, bene, madonna, siamo schifosi però adesso. Mamma mia, baggometro. Si è alzato il baggometro. Tripletta di bene. Il baggometro è balle tripletta, guarda, una cosa. Baggometro alla Bay Arena. Non c'è nulla da dire, giocate perché questo è uno spettacolo, questa partita, dopo un inizio disastroso. Tanto la Juve ribalta il Fenerbahce, cazzo. Bernard. No, bene, ha preso una botta, dobbiamo toglierlo subito. Ismaili, gol. Mentre Fosbury, speriamo bene, cazzo, se perdiamo bene sono dolori. Entra Emil Forsberg. Ancora la ricerca di un'identità in questo Leverkusen. Bravo Leno. Mike Tyson, attenzione a Mike. Bravo Maguire. Occhio. Mamma mia, ancora Maguire, rischia l'autogol. Ma poi la spazza. Leverkusen 4, Shakhtar 1. Sontuoso, bene. Secondo cambio. Zelinski un po' stanco. Mettiamo Arthur che può dare vivacità. Mettiamo il Don Kerry invece per avere un bel mastino al centrocampo, perché in realtà anche Bender non è male, però mettiamo il centrocampista più fresco, diciamo. Importante questo 4-1. Molto importante. Tyson, qua dorme un po' Maguire. Bernard, grande Leno non c'è, è andato via. Occhio, bravo Henrix, mamma mia che intervento. 10-0 del Monaco, ragazzi, partita bug, giornata di Champions bug, 10-0 del Monaco, mai visto sul tour manager del PC vincere 10-0. Don't not parole. Leverkusen 4, Shakhtar 1, prima vittoria per il veneziano nella UEFA Champions League. Ragazzi, elogiamo il nostro caro e amico bene infortunato 2 giorni. Grande, raga, sotto il comandone veneziano, in campionato siamo primi, in Champions siamo in corsa, stagione grandiosa. Ciao!